L'allarme è scattato intorno alle 7:30. A quell'ora un operatore ecologico che stava svuotando i cestini del giardino attorno al comune di Monselice ha notato un sacchetto verde posato sui gradini dell'ingresso secondario dell'ufficio anagrafe su via Tortorini. Grande la sorpresa nel vedere all'interno i resti di un cinghiale. Immediato è scattato l'allarme che ha raggiunto tra i primi Giorgia Bedin, sindaco di Monselice. Non sappiamo esattamente quale sia la finalità di questo gesto, non ho motivo di pensare che possa essere intimidatorio, perché insomma non ci sono situazioni particolarmente calde o particolarmente problematiche nella nostra città rispetto a quello che l'amministrazione o gli uffici stanno facendo. Di conseguenza presuppongo e spero che sia semplicemente una bravata. Tra i primi ad arrivare sul posto i carabinieri che stanno conducendo le indagini, l'autore potrebbe avere le ore contate. Il percorso dell'individuo è stato filmato dalle telecamere, è stato visto arrivare su un'auto, un'utilitaria, il cappuccio calzato in testa, un sacchetto della spesa verde in mano. Poi è arrivato qui, è salito sui gradini dove ha depositato la testa del cinghiale con le quattro zampe perfettamente pulita. Come vedete, l'area adesso è stata sottoposta a sequestro. Un gesto che desta preoccupazione, tanto che il sindaco in mattinata è stato contattato dal comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Michele Cucuglielli. Sì, sicuramente un po' di preoccupazione, certo c'è, insomma, però sono anche serena dal punto di vista che insomma le indagini sono in corso, la videosorveglianza ha fatto il suo lavoro come doveva farlo, quindi penso insomma che ci sia ancora poco tempo prima dell'individuazione del soggetto responsabile, poi capiremo il perché. Resta alta l'emergenza cinghiali nell'area dei Colli Euganei, ma il sindaco Bedin pensa che si possa escludere un legame con il gesto compiuto. È sicuramente un'emergenza per la nostra area, però non vedo perché al comune di Monselice, posto che insomma sì, siamo un comune del Parco Colli, però non abbiamo una competenza specifica su questa materia e non abbiamo neanche assunto provvedimenti ultimamente al parco che possano dire vabbè vado a Monselice perché è il comune più comodo per me, però non ne vedo veramente la ragione.